buonasera. Buonasera. Come si chiama lei? Totoro. Come? Totoro Giuseppe. Giuseppe. Signor Giuseppe, lei praticamente che problemi ha? Io problema non ho proprio al limite di tutto no. Perché di Si rivolga ai tutto, telespettatori. di tutto me l'ho guadagnato io. Certo. E se non l'avessi fatto io, non hanno fatto niente nulla. È ovvio che non ha nessuno. Certo. E c'è 63 anni fatti. Esatto. Ora 63 anni fatti io ancora a travagliare altri 2 anni per finire in pensione. Certo. Cioè lei lavora praticamente. Me lo guadagno. Oggi Esatto. Allora, ascolti, io le ripeto di nuovo la domanda perché forse non ci siamo capiti. Esatto. È giusto? A me mi hanno contattato perché ci sono delle persone che hanno bisogno di Stranuomo di Siciliano. Ora io sono qui da lei per chiederle lei in che cosa io posso aiutarla. Che cosa è che lei ha bisogno di me? Che noi praticamente dobbiamo dire qui in TV. Eventualmente c'è un sussidio che volevano dare, c'è qualche mese e dici e cerco lavoro. Cerca lavoro? Ma non ha detto poco fa che lavora lei? Sì, per sopravvivere. Lavora per sopravvivere. Per sopravvivere. Mentre lei vorrebbe lavorare effettivamente per guadagnare. Esatto. Giusto? Vorrebbe guadagnare soldi. Di giardiniere, in campagna, come oggi ognuno se li fa per i fatti suoi, Certo. alcuna convenienza, Logico. che io lo saccio, Lei ha detto 63 anni. 63. Ed è di Mazzara del Vallo. Mazzara del È sposato? No, Non è sposato? No. Neanche fidanzato? ci sono stato. C'è stato fidanzato. E ora quanto tempo è che è single? E azza. E come mai non è in cerca dell'anima gemella come tutti gli altri? No, perché tutti la non hai cercato più. Cioè? Si spieghi meglio? Una volta le cercava la via, alcuni poteva e non allora meglio solo che ecco. Lo sposato è sposato, è solo, voglio il rispetto portato come lo porto. Certo. Va bene, ha detto si chiama lei? Totoro Giuseppe. Signor Giuseppe. Signore. Va bene, quindi l'appello che noi dobbiamo fare qui ai telespettatori qual è? Di giardiniere, se c'è Cioè lei praticamente cerca lavoro di giardiniere. di giardiniere. Allora, amici telespettatori, se c'è qualcuno disposto a di far lavorare giardiniere, anche Giuseppe, privati, sì, anche privati, l'ho capito. Allora, posso? di quello che anche un mese. Ho capito. Oggi si presenta così, se non c'è niente. Va bene, quindi che cosa possiamo dire? Che se c'è qualcuno disposto a dare lavoro a lei per quanto riguarda giardiniere, Ecco, lo giusto, seguo. può rivolgersi a chi? Io. A chi può rivolgersi? A Giacomo Zelante. A chi? Zelante, a Giacomo Zelante. Cioè a chi si devono rivolgere praticamente? Non lo- Se hanno bisogno di lei, come la possono praticamente contattare? Non so. Ci dà un suo numero telefonico, non so. Zelante da Mazzara. Zelandia. Zelante da Mazzara, va bene. Ok. Cioè praticamente se c'è qualcuno che lo vorrebbe contattare devono rivolgersi a Zoolandia di Mazzara del Vallo. Di Mazzara del Cioè, Vallo, che si praticamente un trova. negozio che vende animali. Esattamente, per essere precisi. Esatto. Dice- E chiedano di Giuseppe. Ecco, dice c'è e mi venne a trovare. Ho capito. Va bene. Amici telespettatori, abbiamo conosciuto il signor Giuseppe. Molto piacere di averla aiutato, la mano me la dà? Perciò, Perfetto. anzi, con Ok. piacere. Va bene.